Vedete che ambiente interessante, anche un po' difficile. Questa è la foresta di Giazza per la parte vicentina, perché come una lingua biforcuta, una parte della foresta, che è una foresta demaniale regionale di proprietà della regione, però gestita da Veneto Agricoltura, ha una sorta di gamba, ecco, diciamo così, nella provincia di Vicenza e il resto nella provincia di Verona. Qua siamo a 1600 metri di altezza e noi vogliamo mostrarvi questo importante intervento che si è appena concluso e che ci dimostra come abbiamo in qualche maniera salvaguardato il passaggio per questo sentiero, vero? Sì, esattamente. Qua siamo in località Monte Gramolon, lo dice la parola, è venuto giù una valanga di neve ancora nel maggio dell'anno scorso e che aveva interrotto, anzi portato via 8 metri di questo sentiero ed impediva quindi il turismo e i passaggi di turisti di passare. Questa è una vecchia strada militare che ormai è un sentiero CAI. Sì, questo è il sentiero 202, sentiero CAI, una vecchia strada di arroccamento che collegava appunto gli avamposti durante il primo conflitto a guerra mondiale della località La Piatta fino al fronte austro-ungarico. E sì, è stato ripristinato questo vecchio muro che ormai aveva più di 100 anni. Ecco geometra, lei è il direttore lavori, quindi qua è stato ripristinato questo muro e poi è stato fatto quest'altro muretto di contenimento, peraltro con tecniche più moderne, quindi anche con legno sì, e sasso. Esatto, questa tecnica diciamo di una parificata doppia, ingegneria naturalistica, che sarebbe migliore in queste zone farle. Purtroppo in questa zona non abbiamo potuto farlo, all'interno c'è un muro in cemento armato che è ammorsato nella roccia con dei tiranti di ferro e poi però completamente rivestito di sassi e quindi si mimetizza veramente bene con il paesaggio circostante. 55.000 euro di finanziamento regionale per sistemare qui e per fare cosa ancora? Per sistemare qui e per risistemare alcuni altri tratti di sentiero con i soldi un po' avanzati. Insomma, è stato molto difficile fare questo lavoro, non tanto dal punto di vista della grandezza quanto la difficoltà del lavoro, imbragati tutti con DP di terza categoria e poi la logistica, il trasporto del materiale che doveva essere fatto tutto con motocarriole. Purtroppo l'elicottero qui non ha accessibilità perché ci sono dei punti troppo pericolosi, per cui trattore fino al passo e tutto a piedi con motocarriole, e questo ha inciso fortemente sul costo dell'intervento. La foresta di Giazza abbiamo visto che si distende su 2 province, Verona dove c'è il nucleo più grosso, più anche storicamente importante, e la parte vicentina. È una piccola parte, sono poco più di 200 ettari, sono principalmente dei boschi di faggio, vecchi cedui in conversione da tempo. La parte forestale non è così importante come invece quella turistica e naturalistica che gravita intorno soprattutto a Rifugio Bertagnoli. Ecco, da qui si diramano tutta una serie di percorsi che portano verso il crinale della catena delle Tre Croci, e Veneto Agricoltura sta lavorando soprattutto sul rimettere, diciamo, in funzione i collegamenti. Abbiamo appena fatto dei lavori importanti lungo il cosiddetto sentiero Milani, che ha avuto dei grossi problemi lungo il suo percorso a causa di crolli per neve, e stiamo soprattutto cercando di valorizzare questo territorio, considerando che qui avviene in modo spettacolare il fenomeno della migrazione degli uccelli, molto noto nelle vallate per le attività anche venatorie che hanno luogo qui attorno. Ecco, noi lo stiamo valorizzando all'interno del territorio demaniale, che è anche zona di bandita, soprattutto per fini di studio e di educazione. Da questo punto di vista riattiveremo il centro di educazione naturalistica della Piatta, che sarà collegato attraverso appunto il citato Sentiero Milani con l'Alta Val Freselle. Lungo il crinale delle Tre Croci ci saranno tutta una serie di punti di osservazione della migrazione.